polizia, accosta un po', polizia, fermati, stai senza casco. Polizia, dammi i documenti. Assicurazione ce l'hai? A voi collaborate con la polizia! Veramente! Andiamo a rubare i telefoni a Napoli! Questo è mio! Ah no! Oh! Guardate quanti ne siamo! No, non litigate, non litigate! Questo è mio! Questa è una rapina! Attenzione, attenzione, quello! Ma ho sempre snobbato, pensavo fosse delle cagate per bambini, sta divertendo. Hai visto? Le cose illegali Non si fanno! hai visto mio figlio? Oh sì, ma fermo! Basta! E ragazzuoli, bella a tutti e bentornati sul canale. Oggi finalmente si riprende l'R1. Era una vita che non riuscivo ad andare in moto con tranquillità. Oggi vabbè, diciamo con tranquillità. Oggi dovremo fare la parata, quindi figurati quanta strada faremo o quello che faremo. Sì, dovremo fare la parata perché stiamo andando ai babbi in moto. Ieri c'è stata l'inaugurazione della BKLF Academy, ragazzi, vi ringrazio tutti, siete venuti in tantissimi, mi avete iscritto in tantissimi. So che uscirà fuori qualcosa di bello veramente, perché siete tanti ragazzi che avevate bisogno di un posto tutto quanto nostro. Quanta gente! Quanta gente! Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Grazie. Sì. Salutate a casa. Ma cosa hai combinato qua? Col Tuareg. Con l'IZ, Ma questo è un coglione. Non voleva partire quest'astro, lo voglio toccare. Sì, è bello duro! Ma riconosci, Tutto a posto? Tutto a posto. Ma pensavo stessi qui. Sì, no, sto qua, veniamo a fare. Non sono venuto ieri, scusa. Sei una non ti preoccupare. Sì, lui è una non lo seguite su YouTube. Posso chiedere una foto? Sì. Grazie. Grazie. Posso chiedere una foto? Certamente. Grazie. Posso chiedere una foto? Vai. Fa paura del Grazie. Speravo non ci siano vespe. Fatti me metterlo dietro a tutto. Ma va bene. Sì, vedi, questo lo voglio provare. Grande Vale. Sono cambio così proprio mezzo serio, no? Mandate via quel pezzo di me! Tu stai lontano da me, che l'ultima volta con le vespe non andava a finire bene. Mi sono dovuto ripagare tutta la carena. Bello, mi tremano le orecchie. Non si può stare, non si può stare. Ma era assurdo, vaffanculo, bellissimo. Grazie a voi ragazzi. Il giusto, dai. A breve raga. Devo un attimo finire di fare ultime cosucce alla scuola e poi iniziamo a spendere su di lei. Che la vedo dal vivo. È bella, è tanta roba. Ogni volta che la vedo me ne innamoro. Sto decidendo tra RS660 o l'R7. Ti posso dire la mia RS660. Perdi un po' in affidabilità, ma hai una guidabilità. Più la vedo, più mi convince. Allora l'R7 te la consiglio solo per quanto riguarda affidabilità. Sicuramente non ti darà mai problemi perché è un motore testato e stratestato il CP2 della Yamaha. Mentre invece l'RS660 sì, non è affidabile al 100%, però tanto se la compri nuova c'è garanzia, ha molti più cavalli e poi il telaio è una ciclistica che la Yamaha se la sogna. Grazie. Grazie a voi raga. Sì. Che fa una foto? Sì. Grande. Grazie ragazzi. Vale una foto. Vale una foto di gruppo. Siamo qua. Vai. Grazie. Amazon Forever, eh? No, vabbè, lo stesso consumo facciamo a cattare. Tanto poi reso, facile. Non comprate su Amazon, usate e poi fate il reso. Bravo.
Non si fa. Le cose illegali Non si fanno. Speriamo che anche quest'anno non ci siano i soliti cazzoni che si fanno male, che iniziano a superare, a fare le impennate in mezzo alla gente. Hai sbagliato. Scusami, ma sei una passeggera principessa. Ti ricordi di mai? 106 gradi per la povera R1. Oh, una Vespa. Ho l'ansia delle Vespe. C'ho sempre una Vespa davanti. Oh, è un incubo, ve lo giuro. Ma dove cazzo escono tutte queste Vespe? Dai, almeno si sono messi avanti a tutto e non stanno nel casino a fare le pinne. Su questo almeno sono intelligenti, aspettano che la strada è vuota. That's really impressive. Che bello, la signora pure con il motorino. Grande! Figata! Questo è da fare un... Cosa vuol dire guidare a Napoli con un Can-Am? Bam! Fuori di testa! A me piacciono ste moto, mi piacciono. Da vecchio una in garage così la voglio. Ma proprio costano un capitale. Se me ne costa più dell'R1 tutte le power parts. Ti fai segno che stai tagliando la strada. Io caccio il piede quando sorpasso. Imparate a stare in gruppo. Porca vacca. Oh raga, ma da quanto tempo non ve lo dico in un video? Seriamente? Ma quanto è bella Napoli! Guardala! Spettacolo. Sì, 22 dicembre, brava. Si può andare a mare. Ah, così proprio, tutti di qua. E andiamo tutti di qua. Cioè, in poche parole stiamo proprio invadendo l'altra corsia completamente. E questa è una doppia corsia, raga. Sono 4 corsie, 2 di ritorno e 2 di andata. Lo si può fare. E infatti adesso dobbiamo rientrare perché ci sono le macchine. 82 kilometers later. Si era scaricata la batteria, mi sono allontanato un po', ho fatto affreddare un po' la moto perché il pistone stava facendo però adesso non fa più perché ha preso un poco d'aria, è scesa almeno a 98 gradi. Eh sì dai amore, scendiamo proprio, dai, prendo anche un po' di aria al sottopalla che si sta arrugginendo. Perché devo evitare di urlare? Il sottopalla ce l'hanno tutti, amore mio. Oh, ma qui stanno facendo un nuovo palazzone. Mi fai scendere? Scendi amore. Ah, il mio sottopalla è libero. Quanto sei bella! Pure tu amore mio sei troppo bella. Ma guarda questi occhi che c'hai. Guarda ragazzi, non la stritereste nelle mani così con questi occhietti. Tipo guardami. Ah, così ti stritolo tutta quanta. Oh, dopo mi fai fare 2 diretti? Francesca, io ti posso uccidere, lo sai? Io sono Babbo Natale assassino. Fammi fare un tiro, dai, ti ho comprato adesso, ti ho fatto i complimenti, volevo fumare. Ragazzi, sono 5 settimane che non tocco sigarette. Anche se ieri ho sgarrato, lo sto dicendo. Preso dall'esaurimento dell'Academy, dell'apertura. E quindi di conseguenza mi sono fumato 1 o 2 sigarette preso dall'esaurimento. Sbagliato, io sono un cazzone perché erano 5 settimane che non toccavo una sigaretta. Che vogliamo fare? Cose che capitano. Adesso devo farmi forza e non devo fumare. Fatelo anche voi a casa, ragazzi, è importante. Soprattutto voi più piccoli. Non fumate per farvi belli, perché poi prendete il vizio ed è una cazzata. Vi ritrovate come me a 26 anni che non avete fiato ed è brutto. Raga, sta stronzetta sta dicendo che sono il Babbo Natale più brutto che ha visto in vita sua. Cioè, che cosa facevo di brutto, dai? Io sembro il Gabibbo. Mi manca la cintura perché l'ho data a lei. C'ho anche gli stivali. Mi sento giatta. Sei ghiatta, Francesca? Arrivalo. 105 gradi, ma com'è possibile, porco Giuda? Ma meno male che l'ha perso adesso e non nella confusione. Posso dire, però hai sclavato con l'R1. Però sono grande. Grazie. Grazie. Ma che sei col 1390? Ma tu non l'avevi il 990? Porca vacca, che bello sto scarico. Sì. Oh, diciamo che l'apoteosi della sicurezza, guardare dietro, guardare avanti col telefono in mano così. Voglio andare da un chiropratico, raga. È lì che vedo su TikTok. L'R6 c'ha un sound. La moto a 116 gradi, penso non sia mai salita a questa temperatura. Oh, ma quello contromano dove sta andando? Ma la rotonda contromano si sa, cosa sta combinando? Non è Giuliano. È vero, solo a Giuliano si può fare. Attenzione, quello
Oh, non l'aveva visto proprio. Panico. Fra, ma spostati un po' più dietro, cioè, stai proprio a millimetro. Oh, dietro. Hai visto mio figlio per caso? È vestito da bambolata. Quale? Come è vestito? Non ho capito. Quello non se ne è accorto proprio. Buongiorno! Sì, ma se non cadi, non sei una stella cadente! Devi cadere! Non ha senso! Posso rubarmi il telefono, tipo così? Sta a posto! Posso... È mio! Ah sì, ieri abbiamo fatto l'inaugurazione! Oh! Andiamo a rubare i telefoni a Napoli! Si aspetta la moto sotto! Che figura. No, io voglio rubare il telefono! Grazie! Belli! Guardatene belli! Quanto vi voglio bene! Oh, che belli, fra i napoletani sono proprio belli, guarda! Nessuno che se l'è presa a male! Ma io devo rubarlo qualche telefono! Oh, signore, non l'avevo vista, signore! Ha ragione perché era anche sulle strisce! Prego! Tanto questa è la giungla! Cioè esistono i semafori! Chi butta di qua? Chi si butta di là? Chi si butta di... Dove cazzo dobbiamo andare adesso? Rubiamo una bambina? Amo, scendi, prendi il telefono e scappiamo, eh? Ti prego, dai! Scusate! Lui voleva i calzini! Che schifo! Che bello veramente vedere i bambini felici. Vai, adesso il bambino fa da esca e noi ci rubiamo il telefono, amore. Va, però Francesco! E dai, è un furtarello ti sto chiedendo! Uno piccolino! Guarda quanti palombelli! Oh, tutti a cagare! Diventa una strage di merda! Andate via! Stanno girando anche loro, è un raduno! Si radunano anche loro qui! Giuseppe Garibaldi è il capopalumbo! Guarda, nessuno sale sopra, perché lui comanda! Vedo, lo sentono che è imponente, guarda! Moments later. Fondero il motor, l'R1 se ne andò! Stanno litigando, guarda, perché non passa! Ma che cos'è? Ma non è uscito! Prego! Circolare! Aiuto, a Napoli abbiamo pure il vigile abusivo! Sono rimasta a piedi, sei spenta! No, non è, pesa! Sì! Sono a Napoli! Ma voi collaborate con la polizia! Ora vedo! Ma che mostro! Bellissimo! Ma siete in borghese adesso! Veramente siete vigile! Ma non lo sapevo! Chiedevo, oh, ma ne cagate proprio! Ma ne cagate proprio! Che scustumate! Fischiate un poco, facete poco traffico, gestite un po' il traffico, eh! Lo voglio bene, gestite un po' il traffico, eh! Ci dobbiamo mettere che mezza gestione traffico! Gestiamo il traffico insieme! Già, è bello con fischiette! Il signore da che era vigile è diventato l'amico di tutti! Queste cose sono a Napoli! Ma lì stava in bici veramente! Oh, anche la polizia ci fa i video! Grande! Sta andando al manicomio, sta andando! Che giustamente stanno bloccando la strada, lo possono fare! Ma questi sono criminali! Fai un video, sto dicendo, fai un video, amo! Mi si vedono i numeri targhi! Oh mamma mia. Via. Oh, dammi il telefono! Questa è una rapina! Non ridere, sono serio! Questo è mio! Guarda come si casano! Troppo bello, mi diverto troppo, Bellissimo vedere la gente felice, troppo bello! A lui me lo rubo il telefono! Guarda, non se ne accorge proprio, guarda! Oh! Mi stavo fregando, Grazie! No, non litigate! Prego, dovete attraversare! Non litigate, che è Natale, non litigate! Cosa vuol dire rubare a Napoli? Oh! Non andare a rubare! Oh! Quanto gialle! A 3 senza casco, da qui! Ma vedi, guardate le brave persone tutti con casco, così si fa! Non che sia un cattivo ragazzo quello, ma è un coglione, ecco altri 2 coglioni, guardali! Bello! Polizia, accosta un poco, polizia, accosta un po', polizia, fermati, sei senza casco! Polizia, dammi i documenti! Assicurazione ce l'hai?
ma il casco perché non lo metti? Devo fare il verbale? Metti il casco, dai. Sto scherzando, ma quando... Ah, bellissimo! Sì, però sei stupido lo stesso, anche se era uno scherzo, stai attento. Ti metto su YouTube, tranquillo! Però mettetelo il casco, raga! Guardate quanti ne siamo! Sì! Guarda là, non finisce più! Ma no! Si fida di me, la faccio io! Ho rubato un telefono! Sì! Oh! Questo è mio! Il signore apprezzava l'R1, hai visto? Gigachad! Rubala il telefono! No, di nuovo! Che brutte figure! È la moto che sta morendo, raga, non è che è troppo calda, troppo calor. Era l'unico mezzo che avevo al momento, ragazzi. Guarda là. Eccoli, stavano scontrando. No, ti prego, no, due tempi davanti, no, ti prego. Mangialo a me, bravo. Non fatelo a casa, ragazzi. Non lo fate. Si piegano le valvole. Povera moto. Scusate, devo far vedere l'aria della moto. Vado, un poco di aria, a me le mani si sono atrofizzate. Ma tu stavi attraversando male, vero? Hai rischiato. Nope. Stanno qua poi le strisce, tu non puoi, no signor, è lei che non può attraversare in mezzo alla strada con l'incrocio alla cazzo. 1 minute 37 seconds later. Scendi, ti prego. No, volevo fare solo una foto. Certamente. Grazie Valentina, un minuto. Non lo spero, no. Moments later. Ci sei? Vedi sul ginocchio? Ah? Vedi sul ginocchio? Sì. Ci ho girato mezz'ora lì col campo, ho fatto salti e tutto. Morto, mi sono diventato come un bambino. Figa, ma l'ho sempre snobbato, pensavo fosse delle cagate per bambini, stra divertenti. Hai visto? E tu metti il ginocchio? Sì. Ma la fai scodare dietro? Dipende, ma perché faccio tutto in terza. Magari solo la seconda qui dentro se vuoi recuperare un po' su qualcuno, ma tutto in terza faccio io. Mi faccio male così! Si è stracciato! Vai, cattiamo il pantalone della Raven! Ho paura, non lo so perché, senza tutto ho paura, no, te lo giuro, ma mi cago proprio sotto! Ma non è che non sto protette, però... Ho
Ho paura di metterlo. Ti faccio male. Non va bene così. Ci vuole la saponetta. Moments later. Ma c'hai qualche controllo elettronico? Al momento no, si è riattaccato il traccio. Ah, ok. No, perché mi tagliava quando sfrizionava. L'ABS non ho ancora capito come. Ok, vabbè, è disattivato adesso. Ascolta, ma la Winnie Machine facciamo guardare video anche con quella? Sì, ma ci organizziamo, entriamo, dai, vengo pure io con voi. Che figata di moto, raga, sto 690. È il primo 690 che provo. Ha tagliato! Perché mi ha tagliato? Comunque hai qualche controllo perché taglia! Perché taglia perché è depotenziato? Perché mo sto staccato il traccio. Ti dico la verità, qua mo che sono passato, all'improvviso mi ha tagliato e mi ha buttato giù la moto. Forse sei senza benzina. Qua no, anzi. Un po' taglia, però si alza. Si alza però l'ho notato. No, bella roba proprio, veramente. È la prima che provo, Bella proprio, bella veramente. Vado a giocare un po' con la Willy. Ma questa è quella di AliExpress. Oh. Ma che domande sono, ragazzi? Me la sono fatta fare io. Sì, devi sfriziona di più, sfriziona. Una figata, fra. Te lo giuro, è troppo bella la usarella. Sto diventando come un bambino, se penso alle 8 ore che devo fare per tornare a casa un po' meno però. Però questo era l'obiettivo del parco, cioè di avere un posto nostro dove poterci divertire, nessuno che ci dà fastidio. Provo di prima? Sì, toma di prima. Ah, di prima? Ma state alzando di secondo? No, di prima. Che alzi di secondo? Il 125 4 tempi? Non si alza. Tutto fatto. Combattente con quelle braccia da stacchi le forcelle. È vero, però. Dagli più sfrizionata. Figata. Grazie. Alla prossima. Comunque, grazie a te che ho almeno imparato le traiettorie su. Vabbè, la prossima volta facciamo il corso che è la miglior cosa, ma perché con Antonio, che è proprio istruttore, cioè pilota, ti dà quelle skills che ci mancano. Cioè, ti parlo io che anche con me mi è servito tanto farlo, io ancora oggi. È impedito, perché io in strada mi diverto, piego, ma qui non sto veramente. Beh, ma perché devi prendere un attimo anche la mano. L'ovale non è semplice, anche perché è piccola. Qualsiasi movimento sbagliato subito lo senti. Hai visto sulla moto? È meglio la pit o l'ovale? Io con la pit mi diverto un po' di più, ma perché rispetto all'ovale è meno stancante. Sei meno caricato. Questa, essendo molto tecnica, ti stanchi subito. Se fisicamente non sei pronto, ti ammazza. La pit un po' meno, però anche ti stanca anche la pit. Però è molto tecnico, veramente. Sì, però serve tanto per capire, capito? L'abbiamo pensata apposta perché post corso tu c'hai la curva stretta a destra, il tornante, diciamo, il cambio di direzione diretto veloce, c'hai un po' tutto quello che ti può servire. Alla prossima, un bacione. No, più che altro è che l'hanno smontata la ruota dietro, guarda. Oh, sei fermo! Basta. No, si è rotta, fra, finita. Perché nelle curve, voglio, non potete fare le curve così. Vabbè, si deve cambiare la ruota dietro, non è questo il problema. Che vuoi da me? Cioè, già lo sapevo che sarebbe successo. Adesso gliela facciamo pagare a Sib al messicano. Ovviamente in natura.